Padova, 48enne accoltellato a morte nella zona dietro l'aeroporto. La vittima è Marco Cossi di Latisana, che da qualche anno si era trasferito nel Padovano con la mamma. Giallo sul movente sull'arma del delitto. Nuova rapina in villa ai danni di un imprenditore picchiato e derubato a San Zenone, il fondatore del forno d'Asolo. Continuano le indagini sul colpo di Arcugnano Filippi, stasera ospite al Ring. Migranti sgomberati dal Parco dal Negro di Treviso passano la notte sotto i portici di via del municipio insieme a parroci e rappresentanti delle opposizioni. Durissimo il sindaco che si scaglia contro i sacerdoti. La morte del piccolo Alon dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Rovigo. Mercoledì l'autopsia, intanto la regione ha inviato gli ispettori all'US 5 Polesana. Si torna a parlare in Veneto di fine vita dopo l'appello di Roberto, paziente oncologico padovano, che ha pubblicato un video in cui fa un appello dopo aver ricevuto il secondo diniego al suicidio assistito. Fermo nazionale dell'autotrasporto, ci sono le date, sul tavolo 5 giorni di blocco a fine maggio, il 22 incontro al Ministero con le categorie. Olimpiadi 2026 per la Fondazione Milano Cortina, previsto un rosso da 310 milioni per il Veneto. Il conto viaggerebbe tra 26 e 40 milioni coperti in bilancio da fondi accantonati in garanzia. La consegna del cappello alpino ai volontari che hanno collaborato con la difesa alla buona riuscita delle Olimpiadi invernali sta causando un'ondata di polemica all'interno dell'Associazione Nazionale degli Alpini. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale nei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli, ma in primo piano il sondaggio di oggi. Parliamo del caso dei migranti che stanno dormendo a ridosso del municipio di Treviso dopo lo sgombero di qualche giorno fa dal Parco dal Negro. Con loro ci sono dei volontari e dei parroci. Il sindaco Mario Conte è andato all'attacco chiedendo alla curia di intervenire. Si prospetta una nuova notte all'addiaccio, il clima è incandescente e per questo noi vi chiediamo: migranti dormono fuori dal municipio, vanno aiutati? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 16266690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora parliamo dell'omicidio avvenuto nella notte a Padova. Un uomo di 48 anni è stato accoltellato a morte lungo la strada dietro la zona dell'aeroporto. Colpito con numerose coltellate all'addome, al collo, al volto, fendenti che non hanno lasciato scampo a Marco Cossi, 48enne friulano originario di Latisana, trovato agonizzante nella notte al lato della strada nel sottopasso della tangenziale tra via Isonzo e via Santi Fabiano e Sebastiano a Padova. Il corpo dell'uomo è stato notato da un passante che verso mezzanotte ha allertato le forze dell'ordine. I medici del 118 hanno cercato di rianimare il 48enne che è morto dopo pochi minuti. Questa mattina i poliziotti della squadra mobile della questura di Padova e la polizia scientifica hanno setacciato a lungo tutta la zona vicino al tratto boschivo a fianco della tangenziale e nei campi vicino all'aeroporto alla ricerca dell'arma del delitto di cui ancora non c'è traccia. Marco Cossi, dopo essersi trasferito dalla Tisana, viveva a Selvazzano Dentro con l'anziana mamma. Un lavoro stabile nel settore della logistica, nessun precedente di polizia, nessuna segnalazione di frequentazioni pericolose che possa far pensare a vendette o a regolamenti di conti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita. Cosa lo abbia portato in quest'area piuttosto isolata di Padova in piena notte? Forse aveva un appuntamento con uno o più persone o è stato un incontro casuale? Conosceva il suo aggressore? Sono tutti interrogativi ancora senza risposta. Al momento però la polizia esclude che all'origine del delitto ci sia una rapina. La vittima aveva in tasca il portafoglio e tutti i suoi effetti personali. I motivi dell'aggressione sono dunque un mistero. Certo è che nella zona i residenti dicono di vedere spesso giri strani nelle ore notturne. Diciamo che non è una zona molto sicura. Ecco, perlomeno per chi passeggia qui con i cani ovviamente c'è una certa sicurezza e per gli altri dopo c'è un via vai continuo, soprattutto di extracomunitari, quello indubbio come ovunque. Ecco, ogni tanto si sente di qualche aggressione o tentativo di aggressione, quello diventa quasi settimanale. Sono una donna, quindi provo di evitare passare da sola. Il 48enne avrebbe cenato con la mamma e poi sarebbe uscito di casa senza dire dove andava. Non distante dal luogo dove è stato trovato il cadavere è stata rinvenuta l'auto di Cossi, una Golf di colore grigio con le portiere aperte e le chiavi ancora inserite.
Rapina in villa nella tarda serata di ieri a San Zenone degli Ezzelini, vittima il 61enne Fabio Gallina, noto imprenditore della zona per aver fondato con il fratello Paolo il Forno d'Asolo. In 3 l'hanno aggredito, spogliato e legato fuggendo dopo aver svuotato la cassaforte. Ecco le sue prime parole oggi pomeriggio al ritorno a casa dopo ricovero all'ospedale di Castelfranco per accertamenti. No, grazie, guarda, ho avuto il mio provo stanotte, bisogna riposare. Sono le prime parole di Fabio Gallina dopo la dimissione dall'ospedale a seguito della rapina in casa subita domenica sera nella sua villa di via Cabembo, a 2 passi dal municipio di San Zenone degli Ezzelini. Un agguato quello che Gallina, a 61 anni, fondatore col fratello Paolo del Forno d'Asolo, oggi del gruppo Samontana, ha subito intorno alle 20 al suo ritorno da un giro col cane all'interno del grande giardino. Come ha richiuso l'animale nella sua cuccia, Gallina è stato raggiunto da un pugno in pieno volto che l'ha stordito, permettendo ai banditi, pare almeno 3, di spogliarlo, imbavagliarlo, coprendogli parzialmente anche gli occhi, e di bloccarlo mani e piedi con delle fascette col guinzaglio del cane. Il tutto per 20.000 euro custoditi nella cassaforte, dove i banditi hanno anche sottratto una pistola per poi dileguarsi nel buio. Solo dopo 3 ore Fabio Gallina, dolorante e sanguinante, è riuscito a liberarsi le gambe e a scendere dalla villa fino alla pizzeria sottostante, dove è stato soccorso. Lui che è arrivato qua legato con le mani dietro col cane, che è un pastore, e basta. Là abbiamo chiamato subito i carabinieri, dopo è arrivata l'autovolanza e effettivamente sono arrivati. Lui era qua in mutande, l'abbiamo coperto con delle coperte nostre, perché così. Sanguinante anche? Un po' tutta la faccia tutta sbattuta. Ecco, questo è quello che posso dirgli, perché poi di più non... Tutto questo è accaduto verso che ore? 9? Secondo lui è caduto verso le 8, qualcosa, però lui è arrivato qua quasi alle 11. Alle 11? 10:30 passate, perché avevamo appena chiuso le porte, stavamo finendo le pulizie, è arrivato qua e mio figlio che è venuto fuori, l'ho visto, ho detto, ma dove va quello là così in mutande? Insomma, ho preso paura, dopo sono fuori, ho visto che conoscevamo, che era lui, insomma. Fabio Gallina è rimasto in osservazione all'ospedale di Castelfranco fino al primo pomeriggio per poi fare il ritorno a casa. Queste le sue ultime parole al citofono. Ci diamo un appuntamento tra un paio d'ore? No, perché ho altre cose da fare, non vorrei fare l'intervista. Ed ora un altro assalto in villa, quella di Arcugnano nel Vicentino. L'imprenditore Alberto Filippo ripercorre i momenti drammatici della rapina subita venerdì sera nella sua villa. Intanto proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Vicenza a caccia della banda. Al vaglio le immagini della videosorveglianza e dei targa system della zona. Resta quello che sarà il futuro, cioè come la vita sarà affrontata da me, dalla mia famiglia, dalle mie bambine dopo un'esperienza drammatica come quella che abbiamo dovuto subire. È quello che resta dopo i momenti drammatici della rapina che si è consumata venerdì sera intorno alle 23, quando una banda di persone incappucciate ha assaltato la villa dell'imprenditore ed ex senatore Alberto Filippi, minacciandolo e picchiandolo per poi razziare l'abitazione degli oggetti di valore. Un'ora vissuta nel terrore. Il momento dell'aggressione in garage, poi l'ora di attesa sapendo che mia moglie e le mie bambine erano sequestrate al piano superiore, e poi quando mi hanno portato al piano superiore le ho viste che stavano bene. Ecco, questi sono i 3 momenti proprio dove potrei riassumere il dramma che si è vissuto. Io lo dico sempre, noi siamo i Filippi, dobbiamo reagire, nulla ci deve stendere. Nella vita io ho affrontato tanti momenti anche difficili e la storia dice che comunque li ho superati, supereremo anche questi. Continuano intanto senza sosta nel massimo riservo le indagini dei carabinieri di Vicenza dopo i sopralluoghi. Al vaglio le immagini del circuito di videosorveglianza e anche dei targa system della zona. Il sopralluogo ha dato un esito positivo insperato. Si stanno valutando e si stanno guardando tutti i movimenti che ci sono stati nella zona e anche prima, e quindi vediamo, abbiamo fiducia.
Accompagnati da parroci, volontari ed esponenti dell'opposizione, alcuni migranti sgombrati dal Parc Dal Negro di Treviso hanno trascorso la notte sotto i portici di via del municipio e scoppia la bufera. Durissimo il sindaco Conte, che si scaglia contro i sacerdoti accusandoli di strumentalizzazione politica. E se non ci sono delle risposte, la nostra intenzione è quella di continuare lì o altrove. Chi vuol far polemica può continuare a farle. Per me possono venire anche tutte le sere qui sotto il municipio, non è un problema. Botta risposta a distanza tra Don Kirchner ed il sindaco di Treviso dopo che un gruppo di migranti sgomberati dal Parc Dal Negro ha trascorso la notte sotto i portici in via del municipio a 2 passi da Cassugana, con loro 2 sacerdoti, alcuni volontari e membri dell'opposizione. Mario Conte è durissimo, parla di provocazione e strumentalizzazione politica. Non ho visto i parroci andare a dormire nel parcheggio Dal Negro in mezzo agli escrementi, in mezzo ai rifiuti, in mezzo alle bottiglie, in mezzo ai cacciaviti, in mezzo a tutta quella sporcizia che abbiamo raccolto. Non ho visto la consigliera Dozzo andare lì a dormire al Parc Dal Negro, così come non l'ho vista andare a dormire al parcheggio Appiani, ma ho visto invece un sindaco che con la polizia locale e con Contarina e tutti gli operatori che sono intervenuti hanno sanificato e ridato dignità a un luogo. Non ho visto per esempio i 2 parroci portare questi migranti sotto al porticato del Duomo piuttosto che dove c'è il seminario, che ci sono degli spazi. Rincara la dose il capogruppo di Fratelli d'Italia, ricordando i 750.000 euro investiti ogni anno dal Comune per l'accoglienza. Abbiamo investito centinaia di migliaia di euro per l'accoglienza, di più non si può fare, questa amministrazione non è chiamata a fare miracoli, forse per i miracoli sarebbero più adatti quei parroci che erano stanotte. Il parroco di Santa Maria del Sile spiega le ragioni dell'iniziativa. Non ci sono persone di serie A e persone di serie B, quindi quelli di serie A hanno la casa e possono stare tranquilli, mentre quelli di serie B possono anche dormire per strada perché in qualche modo sono invisibili. Ci siamo spostati dalla loro parte in modo che tutti potessero vederli. Don Kirchner, che ha dormito in strada con Don Filipputti, parroco di San Bartolomeo, sposta la questione sul lavoro da fare per risolvere la situazione, allargando l'impegno e coinvolgendo anche le categorie economiche. Sì, ci mettiamo insieme come cittadini, come sistema, con le associazioni di categoria, con i sindacati, con Confindustria, con tutti quelli che possono dare una mano. Se ci mettiamo insieme probabilmente una soluzione complessiva si può trovare. Ed ora a Rovigo, la morte del piccolo Adam dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Rovigo. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia, intanto la Regione ha inviato gli ispettori all'ULSS 5 Polesana. Si svolgerà mercoledì l'autopsia sul corpicino di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddiq, il bambino di 2 anni di origine egiziana, morto martedì scorso dopo una disperata corsa all'ospedale di Padova durante un intervento al braccio destro considerato di routine all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Sul caso indaga la procura di Padova dopo l'esposto presentato dalla famiglia. Nel frattempo, nell'ULSS 5 Polesana, la Regione Veneto ha inviato gli ispettori. Abbiamo attivato una procedura con Azienda Zero che permette ovviamente delle visite ispettive dopo l'audit clinico da parte del reparto. Questo è quello che noi amministrativamente dobbiamo fare, poi ovviamente la procura farà il suo corso e noi siamo assolutamente convinti che la procura sarà in grado di dimostrare eventuali responsabilità del caso. La famiglia di Adam da subito ha chiesto che sul caso venga fatta piena luce. In Italia da 1 anno con i genitori e i fratelli Adam viveva a Fidenza nel Permense. Accanto ai genitori disperati per la perdita del loro figlio più piccolo, l'Associazione degli Egiziani in Italia. Domenica in 200 hanno chiesto giustizia davanti all'ospedale polesano. Vogliamo che ci vuole la verità di questo ospedale, vogliamo sapere cosa è successo al nostro figlio. Giustizia! 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 Tante le domande aperte. La famiglia, attraverso i suoi legali, vuole capire dove sia morto Adam, se in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale di Padova o se dopo l'arrivo nella città del Santo, e il perché non sia stato usato l'elisoccorso. Una volta restituito alla famiglia, i funerali del piccolo Adam si svolgeranno in Egitto.
È scattata la denuncia nei confronti del 19enne che ha aggredito 3 persone al pronto soccorso di Dolo mentre resta ricoverata, la guardia giurata ferita. È partita una denuncia rispetto al gesto di questo ragazzo, insomma, che è andato in escandescenza. È avvilente che siamo qui oggi a parlarne. Ovviamente l'anno scorso abbiamo avuto un'aggressione più o meno al giorno alla nostra azienda tra verbali e fisiche, quindi è un gesto purtroppo non raro. Resta ricoverata la guardia giurata che ha riportato un trauma cranico e un trauma al ginocchio dopo l'aggressione subita al pronto soccorso di Dolo da un 19enne di Fiesso d'Artico noto alle forze dell'ordine, che si trovava lì per un trauma cranico con frattura nasale dopo una rissa in un locale. La prima a essere colpita a sputi in faccia quella notte è stata però l'infermiera del triage che lo stava medicando. Stessa sorte per un autista del SUEM 118 intervenuto in soccorso della collega. È avvilente, lavoriamo perché il nostro personale ovviamente si prenda cura di tutti e poi questi a volte sono i risultati. Cercheremo ancora di più di lavorare nella prevenzione per quanto ci riguarda, anche se questi casi sono difficilmente intercettabili. Ferma condanna del governatore Stefani, che esprime la sua solidarietà definendo questi episodi inaccettabili e aggiunge: abbiamo scelto di intervenire con azioni concrete per sostenere e proteggere chi opera in prima linea, destinando oltre 60 milioni di euro alle indennità per il personale dell'emergenza urgenza, una misura che coinvolgerà circa 3.200 lavoratori del sistema sanitario regionale, riconoscendo la particolare gravosità del lavoro svolto nei pronto soccorso, tra i servizi più esposti a carichi di lavoro elevati e anche al rischio di aggressioni. L'attenzione, evidenzia l'assessore regionale alla sanità, è massima. Dobbiamo pensare a chi cura, chi si prende cura di chi cura, e quindi degli operatori, di quelli che dobbiamo chiamare i professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, amministrativi, che, come è accaduto ancora recentemente, sono oggetto di aggressione. E quindi dobbiamo riuscire a rendere il cittadino consapevole che siamo tutti parti dello stesso sistema, e questo sistema, che è il sistema delle 3C, casa, cura, comunità, ha come mission in Universum Salus la salute per tutti. Far guardare le partite nei locali ma senza pagare i diritti, è questo il fenomeno nel mirino della Guardia di Finanza, che ha avviato un'operazione nazionale contro la pirateria audiovisiva. L'attività coordinata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi si concentra in particolare durante le serate di Champions League, quando aumenta la presenza di clienti in bar e ristoranti. Sotto la lente degli investigatori l'utilizzo dei sistemi di streaming illegali per trasmettere eventi sportivi protetti da diritti televisivi. I controlli riguardano non solo la trasmissione delle partite ma anche gli aspetti fiscali e amministrativi delle attività commerciali. L'obiettivo quindi è contrastare un fenomeno che, oltre a violare la legge, crea concorrenza sleale nei confronti degli esercizi che operano nel rispetto delle regole. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Si torna a parlare in Veneto di fine vita dopo l'appello di Roberto, paziente oncologico padovano, che ha pubblicato un video in cui fa un appello dopo aver ricevuto il secondo diniego al suicidio assistito. Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all'altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. Roberto, 67 anni, padovano, dal 2006 è affetto da un tumore cerebrale. Ha deciso di uscire dall'anonimato e rendere nota la sua vicenda per chiedere di poter essere aiutato a morire in Italia, a casa sua. Lo fa in un video diffuso dall'associazione Luca Coscioni dopo aver ricevuto il secondo diniego dall'USL al suicidio assistito. All'improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c'è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno. La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. Per questo ho chiesto di essere aiutato a morire come previsto dalla Corte Costituzionale. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia. Con voce calma Roberto racconta la sua sofferenza quotidiana. In cuor suo si augura di morire nel sonno. Per lui è una questione di dignità. Credo che una prognosi infausta come la mia debba essere un requisito sufficiente per avere l'aiuto del mio sistema sanitario. È una questione di dignità.
Nel 2024 Roberto aveva presentato la domanda all'USL Padovana per la verifica dei requisiti richiesti dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale per poter accedere al suicidio assistito in Italia. A maggio del 2025 però aveva ricevuto un primo diniego da parte dell'ASL perché non sarebbe in possesso di uno dei 4 requisiti indicati dalla Corte, ovvero la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Al momento l'USL Saiuganea preferisce non rilasciare dichiarazioni. Fermo nazionale degli autotrasporti, ci sono le date sul tavolo, 5 giorni di blocco a fine maggio, ma il 22 al Ministero è già in programma un confronto. Il giorno di fermo che abbiamo depositato alla lettera di garanzia sarà dal 25 al 29 maggio. Questo ci porterà al fermo dei servizi, a parte i servizi essenziali. Mercoledì pomeriggio 22 il governo ci ha richiesto un incontro con l'UNATRAS, con le categorie. Speriamo che arrivi qualcosa, che porti qualcosa, magari una parte introduttoria, ma la prossima deve essere definitiva, anche perché il tempo sembra lungo ma non è lungo. Basta un giorno, 2 giorni già per bloccare tutti i rifornimenti d'Italia, perché l'Italia viaggia su gomma. I 5 giorni sarebbe l'apocalisse. Quindi sicuramente, come abbiamo già fatto, ci saranno dei momenti che saremo al tavolo e vorremmo accettare quello che ci porta il governo, ma il governo questa volta deve essere molto celere e ascoltarci. Olimpiadi 2026 per la Fondazione Milano Cortina, ha previsto un rosso da 310 milioni, ai soci è stato chiesto di intervenire per coprire il buco. Per il Veneto il conto viaggerebbe tra i 26 e i 40 milioni coperti in bilancio da fondi accantonati in garanzia. Da evento sportivo low cost a incubo finanziario, ora la verità emerge dai conti e per l'Olimpiade invernale si tratta di lacrime amare. 310 milioni in rosso nella previsione del bilancio che Fondazione Milano Cortina ha comunicato ai soci alla riunione del CDA del 9 aprile in attesa della chiusura ufficiale del 31 dicembre. Alle regioni Mico ha chiesto di intervenire ciascuna con propria quota parte per arrivare al pareggio e per il Veneto si prospetta un'uscita variabile tra i 26 e i 40 milioni di euro, a seconda che il CIO intervenga o meno con un aiuto da oltre 100 milioni. Ci sono delle somme che sono state messe a garanzia ancora l'anno scorso, quindi già nel bilancio che io mi sono trovato c'erano già delle somme a garanzia in maniera prudenziale e quindi in base a questo poi faremo tutte le valutazioni del caso, considerando insomma che ovviamente le Olimpiadi richiedono dei costi come tutti i grandi eventi. Il presidente Stefani mette le mani avanti, mentre dall'opposizione il capogruppo del PD Giovanni Manildo e il vicepresidente della Commissione Bilancio Paolo Galeano parlano senza mezzi termini di una vera e propria zavorra lasciata in eredità da Zaia, auspicando sollecitazioni nei confronti del CIO affinché arrivi almeno una ciambella di salvataggio in grado di limitare i danni. Informazioni e trasparenza da qui al 31 dicembre la richiesta del PD in Consiglio regionale alla Giunta Stefani. Ma come si è arrivati a un conto così salato? A fronte di una previsione di 1 miliardo e 360 milioni, i costi hanno sfiorato i 5 miliardi e mezzo, anche perché il sogno di realizzare l'Olimpiade utilizzando strutture già esistenti è ben presto naufragato. Poi gli introiti da sponsor ridotti da 457 a 350 milioni e l'impennata dei costi organizzativi da 1 miliardo e mezzo a quasi 2. A pesare sarebbe stata l'opzione Cortina. Solo il 13% dei fondi è stato destinato alle strutture olimpiche, il resto del budget alla realizzazione delle varianti, lavori alle ferrovie e ampliamenti viari, con una eredità ad oggi opaca anche sul fronte occupazionale. Lo dicono i dati di Veneto Lavoro del primo trimestre 2026. Belluno segna meno 2,6% per la chiusura della stagione invernale, a cui si sommano le cessazioni contrattuali connesse ai giochi. La consegna del cappello alpino ai volontari che hanno collaborato con la difesa alla buona riuscita delle Olimpiadi invernali sta causando un'ondata di polemica all'interno dell'Associazione Nazionale Alpini. C'è fermento nell'Associazione Nazionale Alpini, dove sta montando in modo tanto rapido quanto incontrollabile una polemica tutta interna alle penne nere. Il malcontento di parte degli associati è legato alla decisione di consegnare il cappello alpino anche a chi non ha fatto la naia, come prevede invece l'usanza e fra le righe pure lo statuto dell'associazione. Ma andiamo con ordine. Sabato a Verona i volontari dell'ANA che hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi olimpici sono stati ringraziati per il loro impegno.
Più di 1000 i volontari presenti in Piazza Bra e 180 di loro che hanno operato con la task force della difesa dopo aver fatto i corsi specialistici al centro di addestramento hanno ricevuto anche il cappello alpino. Da un punto di vista formale le regole sono rispettate perché il coinvolgimento dell'esercito consente questa dotazione. Ma a molti alpini non va giù l'apertura dell'ANA a questa novità. Una rivoluzione che risponde di certo a una volontà e a una necessità di iniziare a dare un nuovo volto a un futuro diverso, a un sodalizio che solo pochi anni fa tanti davano per condannato per evidenti motivi anagrafici. Ebbene, questa scelta strategica ha causato una vera sollevazione. C'è chi annuncia di non voler più rinnovare la tessera e c'è chi dice che si toglierà il cappello davanti al palco delle autorità durante lo sfilamento di Genova. D'altronde, sul cappello, come dice anche la canzone, c'è una lunga penna nera che per gli alpini è una bandiera. C'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Con questo è tutto, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.